Nel match del Ferrando tra Genova Calcio e Rivasamba i padroni di casa cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona play-out di fronte ad un Rivasamba che invece è in ottima salute, in serie utile da 3 gare lontano da casa. La squadra di Beppe Maisano ha fretta di incanalare la gara sul binario giusto e dopo soli 45 secondi Morando ricama per il tap-in di Rossi, murato solo da questo riflesso da stropicciarsi gli occhi di Pozzo che tiene lo 0-0 dopo neanche un minuto. Risposta immediata griffata Baudinelli che impegna a terra Grosso. È ancora sul proprio out di destra che gli ospiti mostrano falle, ma questa volta l'errore è fatale perché Memoli è libero di ricamare, va a vuoto a Pozzo in uscita, irrompe Morando da distanza 0 ad autenticare in calce il vantaggio biancorosso. La replica nero-arancio sta in questo colpo di testa di Vottero che sovrasta Raso, non inquadrando lo specchio della porta. I padroni di casa, quando i minuti sono 41, protestano per un presunto tocco con il braccio di Bacigalupo sul tiro cross di Rossi, e su questo episodio si va negli spogliatoi con il vantaggio della squadra di Beppe Maisano. Neanche il tempo di riassettarsi nella ripresa filmata e montata da Carlo Casarico che il Rivasamba ottiene il pareggio a freddo sul corner di Baudinelli in elevazione. Mozzachiodi indirizza sul palo lungo, impossibile intervenire per Grosso, ma al 6° minuto un contatto al limite dell'area tra Rossi e Romano viene giudicato passibile di penalty dal signor Marchetti della Spezia, esecuzione affidata allo stesso Rossi che scherza però troppo col goniometro del proprio mancino. Pozzo indovina la traiettoria ma non serve perché la trasformazione di Rossi finisce direttamente sul fondo. È un altro piazzato, questa volta una punizione a regalare la nuova chance per portarsi avanti alla squadra di Beppe Maisano. La battuta è di Donato, ma guardate che intervento estrae dal proprio repertorio Pozzo che lavora di lima per tenere il risultato in parità. Nuovo episodio da Moviola al 27esimo quando sul lancio lungo di Digno Granvillano fa sportellate con un difensore ospite, guadagnando però solamente il giallo per proteste. A 10 minuti dal termine Baudinelli, servito da Mozzachiodi, si gira ma il suo sinistro trova Grosso pronto con i piedi. A 3 minuti dal termine la palla caldissima dei 3 punti capita sul piede di Pantanella sullo scarico di Rossi, sfera che però decolla. Era praticamente un rigore in movimento. Un minuto dopo sul buco della retroguardia di casa Donato è costretto a cinturare Baudinelli, guadagnandosi l'ineccepibile cartellino rosso, e questa è l'ultima emozione. Al Ferrando finisce 1-1. L'1-1 finale del Ferrando lascia sicuramente l'amaro in bocca alla Genova Calcio in virtù della leggera supremazia avuta e soprattutto in virtù del rigore fallito da Matteo Rossi nella ripresa. Un successo avrebbe avuto sicuramente un peso specifico inestimabile per la squadra di Beppe Maisano. Il Rivasamba invece si conferma squadra molto robusta, molto solida lontano da casa, ottenendo il 4º risultato utile consecutivo. Se non sei su Facebook non esisti. Quanto spesso l'avete sentito dire? Ogni piccola o media impresa nel 2016 deve avere un ruolo attivo all'interno dei social. Social Marketing Genova può aiutarti tramite l'assistenza nella creazione o ristrutturazione della tua pagina Facebook, nella gestione ed aggiornamento costante del profilo della tua attività, nell'individuazione di campagne marketing di successo e molto altro. Per conoscere tutte le nostre offerte, visita la nostra pagina, scrivici un messaggio o contattaci al 345 230 6331.